Ben ritrovati dalla redazione. Domani è il Bomba Day a Gorizia, il settimo nell'area della Transalpina. Il comune di Gorizia ha quantificato con precisione chirurgica il numero degli evacuati. Domani dovranno lasciare la propria abitazione nel quartiere di Montesanto 1167 persone. Dall'altro lato del confine saranno interessate all'operazione 3025 cittadini di Nova Gorizia. Il dato complessivo è pertanto di 4.192 persone, un numero che si avvicina a quello dell'ultima evacuazione a fine agosto, quando furono costretti a lasciare il proprio domicilio circa 4.300 residenti. Il primo San Pietrino dei nuovi attesi camminamenti della Baia di Grignano è stato posizionato ieri, segnando la definitiva consegna del più volte annunciato cantiere di riqualificazione del porticciolo. L'atteso intervento finanziato dalla Regione con circa 7,5 milioni di euro durerà in tutto 700 giorni e prevede il completo rifacimento delle passeggiate a mare, il riassetto delle aree di sosta dei pullman e dei parcheggi e, aspetto più spettacolare, la realizzazione di un ascensore panoramico che dalla baia porterà direttamente al parco di Miramare. Novità dal sottosuolo della città Trieste. L'acquedotto teresiano collega ufficialmente il centro cittadino al cuore del Carso triestino grazie all'opera degli operatori della Società Adriatica di Speleologia. Le sue gallerie nel quartiere di San Giovanni sono state infatti ricollegate, come erano in origine, alle profondità carsiche all'altezza della cava Faccannoni. Si tratta di ambienti realizzati oltre 2 secoli e mezzo fa dagli ingegneri dell'imperatrice Maria Teresa durante l'impero austro-ungarico, che avevano scavato nell'intento di captare le falde acquifere sotterranee e forse anche di raggiungere il Timavo. L'acquedotto è divenuto ora interamente accessibile fino alla fine di quella lunga galleria a quasi 200 metri, denominata Czech Bull dal nome di uno dei suoi progettisti. La rivocazione storica per auto d'epoca che sin da lontano 1982 fa rivivere l'epopea della competizione per auto e moto che si svolse tra il cuore di Trieste e l'altopiano carsico Giuliano dal 1911 al 1971 e alla quale presero parte i più iconici piloti degli anni d'oro dell'automobilismo, è la Trieste Opicina Historic, organizzata dal Club dei 20 all'ora, che quest'anno torna in grande stile. Domani, domenica, la formula adottata è quella del raduno ASI con prove di abilità, al quale sono ammesse automobili di tutte le epoche, costruite fino al 2002 e certificate dall'ASI, Club Auto Motostorico Italiano. La partenza è stata fissata alle ore 10 in un luogo assolutamente inedito e poco noto anche alla maggior parte dei triestini stessi. Si tratta dell'ex arsenale del Lloyd austriaco, sito in Androna Campo Marzio 8, dove venivano costruiti i motori delle navi della Marina Asburgica, un antico complesso industriale parzialmente restaurato. Il percorso si snoderà tra il centro cittadino e la prima periferia, fino a raggiungere i borghi carsici di Opicina e Monrupino, racchiudendo così in un braccio simbolico tutta la cittadinanza. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: nella notte residua nuvolosità, dal mattino ampie schiarite a partire da est, con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana cielo variabile, specie verso Alpi e Prealpi Carniche, sulla fascia orientale bora moderata al mattino e attenuazione nel pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 12 e 15, le massime fra 20 e 23 gradi, sulla costa minime fra 14 e 17, le massime fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.